Come ti chiami? Giovanni, Che classe fai? terza superiore, Perché ti piace leggere? perché è un modo di viaggiare anche stando seduti su una sedia o anche coricati a letto, senza necessariamente dover comprare un biglietto aereo, ma proprio stando fermi. Come ti chiami? Giacomo, Che classe fai? terza superiore, Ti piace leggere? abbastanza. Perché leggi? Leggo perché mi piace scoprire cose nuove. Come ti chiami? Mi chiamo Marco, Perché leggi? leggo perché leggere ci dà una chiave di lettura anche del mondo, quindi ci permette di capire anche i punti di vista dello scrittore che possiamo poi tradurre anche in punti di vista nostri, insomma, idee. Ti chiami? Ciao, sono Guida. Perché leggi? Ma perché mi piace costruire nella mia mente le trame dei libri. Come ti chiami? Elisa, Di che classe sei? seconda classico. Perché leggi? Leggo perché leggere mi fa viaggiare in 4 dimensioni, passato, presente, futuro e fantasia. Chiami? Anna. Che classe frequenti? La quinta ginnasio. Ami leggere? Sì. Ma completeresti la frase io leggo perché? Io leggo perché posso vivere con occhi diversi. Siamo Ginevra. Che classe frequenti? La quinta ginnasio. Ami leggere? Sì. Come completeresti la frase io leggo perché? Io leggo perché mi piace medesimarmi con la vita dei protagonisti e immaginare un mondo fantastico all'interno della storia. Buongiorno, come si chiama? Marco Bello. Che cosa insegna? Allora, italiano, latino, greco e storia. Le piace leggere? Sì, mi piace leggere. Qual è il primo libro che ha letto davvero con piacere? Allora, il primo libro che ho letto è stato I Pirati della Malesia di Salgari. E l'ultimo? E l'ultimo è il nuovo libro di Davenia, Bianca come il latte, rosso come il sangue. Io leggo perché accresco il mio bagaglio lessicale e perché mi piace immergermi in mondi paralleli e separarmi dalla realtà quotidiana. Buongiorno, come si chiama? Lucia Gabelli, Che cosa insegna? matematica e fisica. Le piace leggere? Sì, molto. Qual è il suo libro preferito? Allora, il mio libro preferito è Guerra e pace. E cosa spinge una prof di matematica a leggere? È perché ci si immerge in bei racconti e... Buongiorno. Come vi chiamate? Io sono Carmen Savarese e insegno lettere alle superiori. Filippo Rinaldo, insegno storia e filosofia alle superiori. Leggete? Sì. Cosa provate quando leggete? Allora, serenità, perché mi dimentico di tutto quello che mi sta intorno, e curiosità per le storie che andrò a leggere. Io leggo soprattutto saggi per la mia materia, però anch'io provo curiosità per quello che posso imparare, che ancora non so, quello che posso scoprire leggendo. Selena Favotto. In che classi insegna e che materie? Insegno arte e immagine in prima e seconda terza media e storia dell'arte nella seconda liceo classico. Perché legge? Bella domanda. Perché non si può vivere senza leggere? Che cosa prova quando legge? Dipende da quello che leggo. Posso piangere, posso ridere, posso riflettere, posso annoiarmi, perché alle volte ci sono anche libri noiosi. E insomma, tutta la gamma delle emozioni che si possono provare. Buongiorno preside. Buongiorno, Le dovrei fare qualche domanda. volentieri rispondo. Le piace leggere? Mi piace molto leggere, peccato che non ho tempo abbastanza di leggere quanto vorrei. Quanti libri legge al mese? Ci sono dei mesi in cui ne posso leggere anche 3-4, qualche mese faccio fatica a leggerne uno, dipende dagli impegni scolastici. Penso comunque che un 15-20 libri all'anno riesco a leggerli. Qual è il suo genere preferito? A me piacciono molto i libri gialli, soprattutto se ambientati in altre epoche storiche, quindi o l'antichità. Ho appena finito di leggere un libro bellissimo, L'Assassinio di Pitagora, 654 pagine, però mi piacciono anche i gialli medievali e ambientati anche in altri periodi. Ne ho letto anche alcuni ambientati nel secolo scorso. Lei legge perché?
Leggo perché mi piace, leggo per imparare e leggo anche per studiare e fare bene il preside. Per esempio adesso ho sul tavolo da un po' di tempo un libro, Progettare per competenze, che fa parte del nostro studio con tutti i professori di questa materia.